digitali che ci isolano, controllati da algoritmi invisibili, possiamo ancora riconoscere un'energia viva, concreta, capace di generare bellezza, di riaprire relazioni, di rimettere in cammino noi e attraverso di noi il mondo. Lo vediamo in chi educa quando tutto crolla, nell'inventiva che crea bellezza in mezzo al degrado, nella tenerezza verso gli ultimi, nell'audacia di credere che ciò che i tre persone che questa sera ci terranno compagnia. Al centro c'è Eugenio Andreatta, che è nostro amico ormai perché da diversi anni viene a presentare il meeting. Alla destra di Eugenio c'è Sua Eccellenza Monsignor Riccardo Battocchio, il nostro vescovo, che ha impreziosito questa serata con la sua presenza. E alla sinistra di Eugenio, Bernard Scholz, presidente della fondazione del meeting per l'amicizia tra i popoli dal 2020. Prima di passare la parola al vescovo, è mio dovere ringraziare chi ci ha dato una mano, e cioè la Triveneto Room nella persona di Aldo Tanetti e del presidente Francesco Sartori, che ci hanno sempre supportato in tutto. Luigi Frassinelli di Vive TV, regista di questa serata ed Deus Ex Machina dell'evento. La consulta delle aggregazioni laicali con Gianluigi Menighetti, la pastorale sanitaria con il dottor Gian Antonio Deitos, la parrocchia del Duomo con Monsignor Don Roberto Bischer, le aziende vinicole, la cantina Gregoletto della famiglia Gregoletto e la distilleria Caprio della famiglia Alessandro Maschio e la cantina Borgomolino dei fratelli Nardini. La Fondazione Meeting per l'amicizia dei popoli, ente terzo settore, e infine, ultima nell'elenco, ma certamente non ultima per il suo impegno, Angela Buso, che collabora con noi all'organizzazione di tutti gli eventi proposti da decenni. Tanti ringraziamenti a tutti i volontari senza i quali è difficile proseguire nella nostra iniziativa, e grazie a tutti quanti voi presenti che vedo così numerosi. Allora, caro Sindaco, se vuoi dire, salutarci. Beh, grazie, buonasera a tutti, grazie Tony Battistella, per un grande applauso a Tony, grazie davvero, e grazie anche per accompagnarmi ogni anno al meeting di Rimini, perché non è facile avere la pazienza di aspettare fino all'ultimo giorno per capire quando riusciamo a liberarci. E un grazie per la presenza di Sua Eccellenza il Vescovo, grazie per tutto quello che fa sul nostro territorio, grazie al Presidente Scholz, grazie per essere qua, grazie a Eugenio, che ho avuto anch'io modo di conoscere al meeting. Devo dire che ormai è diventata una bellissima abitudine questa di presentare il meeting di Rimini a Conegliano. Non è stato facile i primi anni, è stata un'avventura insomma che non è stato così semplice, però oggi è diventato un appuntamento che non può mancare, al quale siamo particolarmente affezionati. Io dico solo che è importante fare questi eventi perché dobbiamo fare in modo che la gente torni a ragionare, no? Un pensiero critico serve, manca ormai nella società contemporanea, ed avere la possibilità di avere due interpreti del pensiero come abbiamo qui questa sera oggi per noi è un grandissimo onore. Io non aggiungo molto altro, Eugenio ti torno la parola, però volevo lasciare, e ringrazio Angela, un dono particolare sia al Vescovo, Sua Eccellenza, sia al Presidente Scholz, che è il libro degli antichi statuti che ha regolato la città di Conegliano e il nostro territorio,
è un libro importante al quale siamo molto legati, penso che abbiate avuto modo di vederlo e se non l'ha avuto modo ci sarà modo di sfogliarlo, e invece per Eugenio il libro fotografico del nostro territorio. Grazie veramente per essere qui oggi, complimenti a tutti e buon ascolto. Ringraziamo il Sindaco che è veramente un padrone di casa ideale, e non posso che confermare quello che dice lui, che ha detto lui, che da anni siamo qui a Conegliano, ospiti anzitutto suoi, ed è sempre un'ospitalità splendida, generosa, e siamo molto contenti appunto di essere qui anche tra amici, potremmo proprio dire, e lo posso anche dire per i due relatori che mi sono vicini, perché con tutti e due ho il piacere di avere un rapporto di amicizia da tanti anni, a dire il vero più con Don Riccardo che non con Bernard, ma amicizie vere, molto significative, per cui è il modo migliore per cominciare un dialogo. Allora, dialogo vuole essere anche la parola principale di questa sera, perché non facciamo una presentazione ufficiale del meeting, facciamo una chiacchierata, perché sicuramente il meeting è un appuntamento molto centrale, importante, però è anche un appuntamento che vuole cercare di interloquire un po' con la vita anche del nostro paese e dei nostri territori, e quindi questa sera abbiamo pensato di chiedere anzitutto 2 battute a Bernard per introdurci sul meeting di quest'anno, e poi diamo proprio spazio libero al dialogo tra i nostri 2 ospiti, anche proprio partendo dai temi della nostra città e della nostra diocesi. Quindi Bernard, ti lascio il microfono se vuoi dirci 2 parole sul meeting di quest'anno. Bene, grazie mille per questo invito, grazie signor Sindaco, grazie a Sua Eccellenza per la sua presenza, grazie a tutti quelli che hanno organizzato, creato questa serata. Allora, io partirei dal titolo, come avete letto nei manifesti, il titolo è l'ultimo verso della Divina Commedia di Dante, l'amor che muove il sole e le alte stelle. Mi è stato sempre, dico sempre perché sempre, detto: ma come fate a scegliere un titolo così, mentre il mondo vede un aumento della conflittualità, alcuni si fermano a livello geopolitico, ma tanti giustamente arrivano anche a far notare che le frammentazioni nelle nostre società, un individualismo sempre più contrapposto, un aumento anche di indifferenza generale è da notare. Allora, noi abbiamo scelto questo titolo non nonostante, ma proprio per questo, perché abbiamo assolutamente l'urgenza, la necessità di riprendere consapevolezza che il principio di questo mondo, dall'universo, dalle stelle fino all'intimo delle nostre esistenze personali, è per un bene, è voluto da un bene ed è creato per un bene, per una bellezza, per un amore appunto. Chi guarda la sera le stelle non può pensare, non può non pensare che ci sia un principio di bene dietro questo. Mi fermo qua perché sono tantissimi esempi che potremmo fare, ma l'amore, e questo è il punto focale, l'amore per sua natura non si impone, vuole essere accolto liberamente, non costringe, vuole bussa alle nostre porte, ma non si intromette con la violenza. Quindi libertà e amore vanno di pari passo. Per questa ragione volevamo portare a questo meeting tanti testimoni del mondo, di tutto il mondo, che hanno accolto questo amore nella loro vita e grazie a questo hanno avuto la capacità di trasformare la vita intorno a loro. Io faccio solo alcuni esempi. Ci sarà un vescovo dalla Nigeria. La Nigeria è uno dei paesi, soprattutto nella sua parte, dove c'è una persecuzione violentissima dei cristiani. Come si fa a non reagire con la vendetta, con l'odio, con il rancore? Abbiamo testimoni dal Libano che sotto le macerie, le bombe che ci fanno vedere
le sere nei telegiornali, di cui raccontano anche i media, purtroppo un po' meno negli ultimi tempi, perché una volta che una guerra è iniziata se ne parla tanto, quando continua se ne parla di meno. Ma sotto queste macerie c'è gente che crea asili, che fa centri di accoglienza per chi ha perso le famiglie, per chi è senza tetto, ci sono scuole che rinascono, ci sono tante iniziative. Parliamo di Terra Santa, parlerà il padre Romelli di Gaza, abbiamo testimoni dall'Ucraina, ma abbiamo anche genitori dell'Italia che devono combattere giorno per giorno situazioni educativamente molto difficili, insegnanti. Adesso non cito i problemi perché le sapete molto bene quali siano. Quindi vogliamo parlare di persone che accolgono questo amore e con questo amore cominciano a incidere non in maniera rivoluzionaria, ma passo per passo, in una maniera perseverante e forte dentro le circostanze dove vivono. Perché alla fine la nostra vita deve decidere, ci lasciamo dalle circostanze in cui viviamo, quindi o diventiamo aggressivi per combatterli o rassegnativi, permassivi, ci sottomettiamo, oppure le affrontiamo in modo creativo. E quindi la cifra di questo meeting saranno tante persone che cercano di affrontare le circostanze che viviamo in modo creativo, positivo e che non si lasciano intimidire e scoraggiare dalle difficoltà che la vita pone davanti, da tutti i livelli, dalla geopolitica fino alla vita familiare. Questo è un po' l'essenza di questo meeting. Certamente parliamo di politica perché mi chiedono sempre cosa succede in politica, poi dicono il meeting è la passerella dei politici, dico se fosse la passerella dei politici non ci andrei, ma di politica si parla perché è importantissima, decisiva, parleremo di economia, parleremo di tanti temi che incidono sulla vita, però bisogna chiedersi di come ne parliamo. Noi ne parliamo ponendo la domanda: quello che tu pensi, quello che tu proponi, in che modo costruisci il bene comune? E, secondo punto, non sottacere per favore i problemi. I problemi ci sono, bisogna chiamare per il loro nome, perché tanta perdita di fiducia nelle istituzioni nasce dal fatto che i problemi non vengono chiamati per il loro nome, che si fanno promesse inconsistenti e non si affronta la difficoltà che realmente si pone. Quindi ci vuole sano realismo e poi anche tutta l'energia per affrontare, né per subire né per bypassare le circostanze che la vita ci pone davanti. Mi permetto di dire che questo sarà decisivo per il futuro della nostra democrazia, perché la partecipazione viene già meno, la fiducia tende a erodersi, abbiamo bisogno di recuperare fiducia, credibilità in chi si assume responsabilità, ma anche la responsabilità di tutti i cittadini, di tutte le persone, perché ognuno di noi incide sulla vita intorno a sé e tendenzialmente attraverso di questo anche in un largo molto più ampio di quanto si immagina. Esempio banale no, semplice, immaginiamoci di come la sera una famiglia si parla dei problemi del mondo. Questo incide su come il bambino comincia a introdursi nella vita, in un modo responsabile, creativo, oppure il mondo è difficile, non mi interessa, mi ritiro indietro, mi rassegno, faccio le cose che mi piacciono, il resto non fa parte della mia vita. Ognuno di noi incide, ognuno, dal punto di vista cristiano, anche il malato a letto può incidere molto di più di chi ha un grande potere politico. Ma a me interessa che una persona che va via dal meeting, questo è veramente la cosa che più mi sta a cuore, uno che lascia il meeting questa settimana, torna a casa con la consapevolezza che anche lui, dovunque sia, qualunque sia la condizione, può incidere positivamente e creativamente nella vita che gli sta attorno e trovare in questo una vera soddisfazione, perché l'uomo ha il desiderio di essere utile per il mondo. Ogni tanto questo desiderio è un po' offuscato, un po' annegato, ogni tanto anestizzato, ma c'è. E spero che il meeting possa anche quest'anno risvegliare questo desiderio in tante persone e contribuire così alla vita sociale di questo paese, bellissimo paese, ricordiamocelo, e incidere attraverso di questo anche, per quanto possibile, nel destino del mondo. Grazie Bernard.
abbiamo già messo tanti temi insomma, sul piatto e quindi ci sono già varie provocazioni qui che possono essere riprese, poi dopo entreremo anche nel tema dell'ospite speciale che avrà quest'anno al meeting, che è sicuramente una cosa che avrà un peso molto importante. Ecco, a partire anche da questi spunti che ha dato Bernard, ci diamo del tu perché ce lo diamo anche, quindi non facciamo finta. Allora, mi interesserebbe invece che con te partissimo un po' da quello che è come dire, il momento di questa Chiesa, anche di Vittorio Veneto, che sta vivendo, quali sono le sfide che deve affrontare e le linee che cerca di darsi proprio per entrare nel tipo di dialogo di cui parlavamo prima. Bene, intanto buonasera a tutti e a tutte, sono particolarmente onorato e grato di essere qui con Bernarda Scholz, che naturalmente conoscevo di fama, conosco il meeting per le letture, non l'ho mai frequentato, chissà che non sia una volta che trovo anche il tempo, anche sarà difficile perché in quei giorni sono a Camaldoli per altre cose, ma la vita e sono contento di essere qui con Eugenio, l'amico Eugenio, per rispondere a questa domanda che mi sono fatto anche pensando a questa serata: cosa può dire l'amor che muove il sole e le altre stelle, cosa può voler dire questa scelta dell'ultimo verso della commedia come tema del meeting alla nostra chiesa locale, alla diocesi di Vittorio Veneto, quella diocesi alla quale sono stato affidato e che in qualche modo mi è affidata come vescovo. E naturalmente ho collegato questo tema, questo verso, alla lettera pastorale che recentemente ho consegnato, che dà l'orizzonte degli orientamenti pastorali elaborati assieme agli organismi di partecipazione. E nella lettera pastorale cerco di dire qual è la missione della nostra Chiesa all'interno di una comunione di chiese in Italia, nel Triveneto, nel mondo. Cercavo di esprimerla in questi modi. Il nostro compito, la nostra missione è di riconoscere, accogliere, testimoniare e condividere il bene che Dio rende presente nel mondo, quel bene che ha il volto di Gesù Cristo. Riconoscere il bene che è un atto di fede, perché nella lettera osservo come lamentarsi perché le cose non vanno come dovrebbero andare, tutto sommato è abbastanza, sarebbe già qualcosa, perché a volte non ci accorgiamo anche di quanto male c'è nel mondo, ma diciamo che non è così difficile accorgersi che a tanti livelli relazioni, scelte, progetti non sono quelli che aiutano a vivere le persone, a vivere il mondo. Un po' più di impegno ci vuole per cercare di migliorare la situazione, ma per riconoscere il bene presente ci vuole quell'affidamento, quell'accoglienza di una parola che viene da un altro che chiamiamo fede. Quindi è la fede che ci porta a riconoscere il bene, quel bene che ha un volto, che non è un'idea, e ecco, quel bene che è mosso da un amore che ci supera, ma anche che è molto vicino a noi. E l'idea di pensare a incontrare esperienze, persone che vivono quelle situazioni o che si impegnano a migliorarle per una fiducia di fondo nei confronti del bene che è presente nel mondo, penso possa far bene anche alla nostra Chiesa. Collegavo anche questa immagine di un amore che muove a una riflessione di uno dei maestri del pensiero cattolico del Novecento, Romano Guardini. A un certo punto, parlando del potere, il potere è un verbo, è un sostantivo, dice il potere è la capacità di mettere in moto il reale. Non basta un'idea per cambiare le cose, occorre che questa idea abbia persone che
agiscono, sentono, fanno esperienze, danno orientamenti. E questo potere come capacità di mettere in moto le cose, visto con lo sguardo educato dal Vangelo, è appunto l'amore che ha un volto, che ha una persona, mette in moto il reale, il sole, le stelle e tutto ciò che fa vivere, perché c'è anche un potere che blocca il reale, che fa morire, ma allora si chiama violenza, si chiama sopraffazione, dominio, pretesa, ma c'è un potere che fa vivere. E quando parliamo di un amore parliamo di questo potere che fa vivere. E scoprirlo nelle trame delle relazioni, scoprirlo nella vita delle nostre comunità parrocchiali, nelle nostre associazioni, del territorio in cui viviamo, quindi anche di tanti movimenti. Qui viviamo in un territorio ricco di volontariato, forse un po' âgé, però meno di quanto forse si dice spesso, perché anche in questi giorni, vedendo le attività delle parrocchie, i gruppi estivi, i campi scuola, incontro giovani che si danno da fare, magari non più con la prospettiva di impegni che durano tutta la vita, impegni magari temporanei, impegni che hanno una definizione anche temporale minore di quella che poteva avere per le nostre generazioni di boomer, però ci sono e fanno muovere, mettono in moto il reale queste persone, e c'è speranza da questo punto di vista. Grazie, e qui le sollecitazioni crescono e adesso le riprendiamo subito, le riprendiamo con gli amici che ci ascoltano qui in sala, ma ricordiamo che ce ne sono anche tanti che ci stanno seguendo in questo momento su Vive TV, e ringrazio l'amico Luigi Frassinelli che ci aiuta ad ampliare anche il nostro pubblico e estendere anche a loro questa riflessione. Quindi Bernard, riconoscere il bene potrebbe essere una bella definizione del meeting, secondo me, perché il meeting secondo me è una bella espressione di questo sguardo che comunque nasce da un'esperienza di fede, per quanto il meeting si proponga anche in modo molto laico, non nel suo farsi, però questa appassionata, come dire, appassionato tentativo di trovare il bene in ogni piega del reale, no? Anche dove sembra una voce molto flebile. E dall'altra parte non vorrei neanche lasciar cadere il cenno a un autore che c'è più che caro, Romano Guardini, e a questa sua concezione del potere come non qualcosa da demonizzare fin dalla prima istanza, ma qualcosa che in radice è buono, cioè ciò che ti permette di rendere azione quello che è volontà di cambiare il mondo, volontà buona di cambiare il mondo, insomma. E penso che al meeting ci sia questo filone, no? Questa concezione di potere come non qualcosa di strumentale, qualcosa di violento, come ha detto Monsignor Battocchio, ma qualcosa che serve per aiutare la crescita delle persone. No? Ma io penso che le due questioni sono molto legate, perché chi ha il potere certamente muove, ed è giusto che ce l'abbia, perché abbiamo bisogno di istituzioni che fanno il loro dovere, ma il potere che hanno, tra l'altro anche il potere che da un certo punto di vista che ognuno di noi nell'ambito in cui vive, e la domanda è: questo potere a cosa serve? Quindi la questione del potere è che cosa cerca di favorire, valorizzare, enfatizzare, perché il potere in sé non ha ancora un contenuto, è uno strumento. E quindi se io faccio politica, se faccio economia, se sono padre di famiglia, se sono dentro una comunità, che cosa servo? E quindi entra tutta la riconoscenza del bene di cui ho parlato a Sua Eccellenza, perché il primo compito che ho è riconoscere dove c'è il bene, perché il bene nasce dove nasce, non è programmabile. E io devo fare, nel volontariato per esempio, se io ho una responsabilità in comunità, favorisco o non favorisco il volontariato? Favorisco le persone che vogliono fare del bene o no? E quindi il bene nasce dove nasce, ed è sempre una sorpresa, ci guardiamo bene, ma il potere che ho deve favorire questo, che cresca, che si allarga, che contamina.
La questione delle relazioni, delle comunità è decisiva, perché l'uomo vive di relazioni, senza relazioni nessuno di noi potrebbe vivere, potrebbe esistere. La relazione, scusate se faccio un attimo un approfondimento questo, una relazione, qualunque essa sia, è sempre una provocazione, perché l'altro è diverso da me. E quindi io devo poter riconoscere l'alterità dell'altro, la diversità dell'altro come un bene. Questo è fondamentale, perché l'individualismo nasce dove le persone cominciano a difendersi dall'alterità e si ritirano su di loro, perché l'altro in qualche modo mi chiede di uscire da me, di fare i conti con qualcosa che è diverso, di avere pazienza, di avere comprensione, di ascoltare, di dedicarmi. Tutto questo, che una volta si chiamavano le virtù, viene dentro relazioni provocato, chiamato fuori e poi diventa a sua volta un bene per tutti. Perché se noi parliamo oggi della mancanza di una relazionalità positiva, dobbiamo capire anche qual è il problema. Il problema è che la relazione mi è data perché io posso diventare me stesso, ma non divento me stesso se rimango fra me, divento me stesso in relazione con. E lì si tratta di riconoscere il bene che l'altro è per me, anche nella sua diversità, che mi può anche irritare per un certo momento, perché in ogni caso mi fa crescere, anche in una discussione serata, perché in ogni caso fa venire fuori qualcosa di me che può essere positivo, perché se no abbiamo un'idea un po' troppo romanticizzata della relazione, che non tiene di fronte alla sfida della realtà. Ed è per questo che abbiamo bisogno di testimoni, di comunità che testimoniano esattamente questo. E nel mondo di oggi la Chiesa è rimasta uno dei pochi luoghi dove questo, grazie a Dio, nel senso più letterale del termine, avviene. Perché nella Chiesa si dimostra il fatto che quando tutti riconoscono che la loro vita è una vocazione verso qualcosa di infinitamente positivo, possono convergere in questo. Allora le relazioni diventano feconde. Dove questo viene meno, le relazioni sono convenienze che durano finché durano, oppure diventano contrattuali, amalgama di convenzioni o qualcosa del genere, oppure anche violenza e contrapposizione. Ma la fecondità di una relazione penso si veda più che mai nella differenza dentro le comunità ecclesiali, nelle comunità cristiane. È per questo che curare questo è decisivo per il mondo, non solo per la Chiesa è missione. E noi siamo contenti che al meeting possiamo portare testimoni di questo. Ma a me interessa, per tornare al tema che ho detto prima, che uno che testimonia non mi deve dire che la vita è una passeggiata, perché io non ci credo. Mi deve dire come lui è stato capace di affrontare in un modo creativo, costruttivo, positivo le sfide che si è trovato davanti. Perché noi viviamo da un certo punto di vista in Italia, in parte in Europa, in un'isola. In qualsiasi altra parte del mondo la vita è molto più dura, molto più provocatoria e quindi io non vorrei che perdessimo la consapevolezza della bontà della vita che la nostra tradizione ci è data dentro una consuetudine che dà per scontato tante cose che non sono per niente scontate. Il fatto che noi viviamo in Europa ancora in uno stato, con uno Stato di diritto, in democrazia che bene o male funziona, con un welfare universalistico che anche questo sta diventando una bella proporzione. Tutto questo è un privilegio, ma se noi perdiamo la consapevolezza che tutto questo nasce da una società civile vera, partecipata, libera, e che tutto questo non è scontato e che la Chiesa a sua volta, per l'esperienza che porta, sostiene questa vitalità, questa libertà, questa partecipazione, questa creatività, cominciamo a dare per scontate cose che una volta date per scontate cominciano a svanire ai Rhodes.
Non è che partono, le cose decadono da un giorno all'altro, lentamente perdono la loro vitalità, la loro incisività, la loro cosa. E quindi abbiamo bisogno di luoghi che richiamano, può essere una lettera pastorale, può essere una comunità viva, può essere meeting, può essere qualsiasi cosa, però noi dobbiamo continuamente, con gratitudine, riprendere coscienza del dono che abbiamo ricevuto e condividerlo in modo esplicito, consapevole, perché anche le future generazioni ne possono andare avanti a crearlo. Non c'è assolutamente niente di scontato nella libertà, nella carità, nella democrazia, sono tutte conquiste culturali che hanno bisogno di essere rinnovati sempre, non vanno avanti con un automatismo. E ci sono luoghi che sono destinati a questo rinnovo continuo, che sono le comunità, anche una città a sua volta, cioè la città stessa è un corpo vivo, non è solo un'amalgama di persone così, ne sa qualcosa, ne sanno qualcosa i sindaci, perché cosa fa un sindaco se non c'è una civiltà partecipativa? E quindi tutta questa vitalità sociale ha bisogno di essere rinnovata sempre. Questo, abbiamo sentito, lo fa la Chiesa, lo fanno le opere che nascono dalla Chiesa come il meeting, ma il tema è di essere cosciente, con grande gratitudine, ma anche con grande determinazione, che questo ci è dato, ci è affidato, ma ci responsabilizza anche nel suo continuo rinnovo. Ecco, a questo meeting che cerca fin dalle sue origini di protendersi verso l'altro, di incontrare l'altro, di ascoltarlo e possibilmente ascoltarlo senza sapere già quello che ci dirà, ma insomma lasciarsi anche un po' stupire da quello che ci dirà. Quest'anno, come accennavamo prima, arriverà in modo che ci ha comunque sorpreso la presenza di Leone XIV, un Papa che ha portato qualcosa di nuovo, no? Io volevo chiederti, nella nostra Chiesa, no? Ha portato anche comunque una sua impronta, una sua, che io trovo anche personalmente molto adeguata a questi tempi. Qual è la tua esperienza come pastore anche di questa Chiesa, della traccia che può lasciare, che sta lasciando questo Papa e del suggerimento che può venire anche a noi come diocesi, a noi come meeting, dalla sua presenza? Io ho vissuto molto intensamente gli anni di Papa Francesco con un'adesione molto cordiale a quel richiamo a una Chiesa in uscita, a un cammino di Chiesa sinodale insieme, Evangelii Gaudium, e la ripresa del Vaticano II da parte di Papa Francesco è stato un po' il motore degli ultimi anni per me, non solo per me, ma lo vivo in maniera molto intensa, questo ricco dell'eredità chiaramente di Papa Benedetto, di Papa Giovanni Paolo II, di Giovanni Paolo I, quindi ogni Papa dà alla Chiesa quello che è giusto per questo tempo, questo è il bello anche della nostra Chiesa, in cui possiamo riconoscerci con questo segno di unità, di comunione che nella diversità degli stili delle persone è il Vescovo di Roma e appunto il Papa. Ho avuto modo di incrociare Papa Leone prima che fosse Papa al Sinodo dei Vescovi, all'Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, persona molto attenta, discreta, non uno che immediatamente si espone, e mi pare di riconoscere anche in questo, ma molto chiaro nelle sue prese di posizione, e devo dire che è stato molto consolante per me vedere che tra i primi atti che ha compiuto è stato quello di proporre nelle catechesi del mercoledì il commento ai documenti del Vaticano II. Questa è una scelta molto forte, perché dice che come Chiesa abbiamo una stella polare, è un'espressione che usa il Vaticano II, in una attenzione, forse rispetto alla precedente, alla prospettiva dell'unità e della pace. Se, anche qualche commentatore ha osservato, se
il tempo di Papa Francesco era quello di una Chiesa in uscita, anche questo lo è, ma con una cura particolare per l'unità e la pace, proprio perché il tempo, sia il tempo ecclesiale che il tempo sociale, mondiale, chiede questo impegno per l'unità e la pace in un mondo polarizzato, in un mondo segnato da conflitti violenti, perché il problema non sono i conflitti, ma il modo in cui si affrontano i conflitti. I conflitti fanno parte delle relazioni di cui siamo fatti e il modo in cui noi viviamo i conflitti, che può essere distruttivo o può essere costruttivo in vista di un bene che supera l'interesse dei singoli contendenti. E quindi è bello vivere questo tempo con questa attenzione che è agostiniana, che è espressa anche dal motto in Illo Unum Uno, questa attenzione a un'unità che non è uniformità, che permette di valorizzare le differenze, ma nella comunione. In questo senso credo stia dando un contributo che sappiamo non pretende di occupare spazi, in questo senso siamo in linea con i criteri che dava Papa Francesco in Evangelii Gaudium, che sa che i tempi sono di Dio, quindi attivare processi, e che sa che il tutto è più grande della singola parte, quindi una visione che è in continuità con questa accentuazione nuova e con questa capacità anche di interpellare l'interiorità. Chiaramente Agostino qui è maestro, questa interiorità, cioè dire, va bene, qui non si tratta di assumere ruoli, maschere, ma di andare al centro della persona. Questo amor che muove il sole e le altre stelle è lo stesso amore che muove desideri, pensieri, affetti che ci toccano dal di dentro, che però ci permettono di uscire, che sono autentici se ci permettono di uscire da noi stessi. E quindi le relazioni di cui si parlava, le relazioni che siamo chiamati a custodire, le immaginerei con una parola che era cara a Papa Francesco, ma che è anche di Papa Leone XIV, una tenerezza, relazioni tenere, che non vuol dire relazioni sdolcinate o incapaci di riconoscere il male che è dentro e fuori di noi, incapaci di gestire i conflitti, ma relazioni che sono il contrario della rigidità, quindi tenere in questo senso, della chiusura in se stessi, tenere perché si lasciano provocare dall'altro, sanno accogliere l'altro non come dei muri di gomma, perché anche il muro di gomma appunto è tenero, ma non della tenerezza che si lascia anche interpellare, che si lascia cambiare dall'altro e insieme accetta di essere cambiata da un bene più grande. E tu, Bernard, appunto hai avuto anche l'occasione di incontrare il Santo Padre in Vaticano, e mi ricordo che ti ho chiesto non dirmi nulla di quello che ti ha detto, ma dimmi che impressione ti ha fatto, e tu mi parlavi di una persona molto capace di ascoltare, insomma, e quindi cosa può essere, come vedi tu questo arrivo del Papa al meeting. E poi anche ti chiederei un punto su quello che accennava il nostro Vescovo rispetto al tema di Agostino, che quest'anno sarà un tema molto importante per il meeting. Allora, questo Papa ci porta, l'ha detto Sua Eccellenza prima, ci porta a avere più attenzione verso noi stessi e verso gli altri, un'attenzione. Lui stesso esprime una grandissima attenzione, un ascolto, e questo secondo me è decisivo perché noi viviamo nel rischio di una distrazione di massa, oramai si chiama così, cioè il rischio di perdere l'attenzione verso noi stessi e verso gli altri, di essere abbastanza superficiali, di correre dietro a un'infinità di informazioni senza poi capire fino in fondo cosa succede. E noi riprenderemo la sua enciclica, che è un
testo fondativo di grandissima portata, Magnifica Humanitas, perché rimette al centro proprio l'umano, la persona, quello che ha detto prima Sua Eccellenza. È un'enciclica che descrive con grande acutezza la situazione di un'evoluzione tecnologica che trova il suo culmine per adesso nell'intelligenza artificiale, con tutti i rischi che questo comporta, anche i benefici, parla anche in un modo abbastanza esplicito di una concentrazione di poteri tecnologici ed economici senza nessun controllo, né politico né statale, e quindi siamo di fronte a una descrizione molto acuta, ma lui non si ferma in analisi, lui dice che cosa è possibile, anzi che cosa ci è chiesto in questa situazione. Lui lo chiama custodire l'umano, questa è la cifra di questo. Questo custodire l'umano riguarda evidentemente le istituzioni, riguarda chi fa economia, chi lavora nel mondo tecnologia, chi lavora in politica, ma riguarda anche ognuno di noi, perché riguarda la modalità con la quale noi ci avviciniamo a questi strumenti, come li usiamo, come li divulghiamo, come li valutiamo. Adesso non entro in tutti i dettagli, ma se io chiedo a ChatGPT o a questi sistemi qualcosa, devo avere la capacità di valutarlo, non è che le uso, ma le devo anche valutare, devo dare il giusto peso. Se uso uno smartphone, devo anche usarlo in un modo adeguato, non è che tutta la famiglia la sera si siede, ognuno fa il scrolling, cioè tutte cose che sappiamo. Quindi custodire l'umano, custodire quindi tutto quello che aveva sentito Sua Eccellenza, costruire relazioni, custodire il bene della propria persona, quindi avere anche una tenerezza verso se stessi, una sana tenerezza verso se stessi, non lasciarsi prendere la propria vita, custodire anche la propria vita che ci è data, che non è neanche un possesso nostro, e tutto questo è tematizzato in questa magnifica enciclica, se possiamo dirlo, e arriva fino a parlare anche, l'ho accennato prima, della consistenza della democrazia, che senza ricerca della verità non ha futuro, parla dell'educazione in un modo molto esplicito, sono bellissimi passaggi sull'educazione, parla evidentemente dell'economia, quindi è un'enciclica sociale che mette al centro veramente la dignità della persona, anzi la sua grandezza, perché è paradossale che più noi crediamo di poter diventare padroni di noi stessi, più ci perdiamo. Perché poi c'è un passaggio, mi fermo perché si poteva parlare delle ore, c'è secondo me uno dei passaggi più importanti in assoluto di questa enciclica, che riguarda il limite. Perché è chiaro che l'uomo in tutta la sua creatività ha creato civilizzazioni che hanno cercato di superare i limiti, no? I limiti fisici, con le macchine, i limiti di calcolo, tutto, quindi è una dinamica normale. Però adesso siamo arrivati a un punto dove si rischia di superare il limite che abbiamo in quanto uomo, in quanto uomo, cioè il fatto della mortalità, il fatto della malattia, il fatto che ognuno di noi ha certi talenti e altri no. Se noi pensiamo che questi sono limiti, che limitano la nostra umanità e cerchiamo di sostituirli, noi uccidiamo la nostra umanità. Questo è il dramma che stiamo vivendo, cioè la sostituzione dell'umano, non un potenziamento delle nostre facoltà e capacità, ma una sostituzione di quello che è l'uomo. E il limite ci è dato non come limite ostacolo, ma come una apertura verso l'infinito. Perché quando io vedo che la mia esistenza è limitata, lo è oggettivamente, o mi apro a ciò che la rende infinitamente degna, grande, che diventa un per sempre, oppure io vedo questo come un ostacolo a quello che desiderei, alla felicità mia. E lì c'è uno spartiacque culturale profondissimo di come io concepisco me stesso.
Il limite come apertura anche verso l'altro. Sì, ci sono cose che non so fare, mi affido a te, mi affido a un medico, mi affido a mia moglie, mi affido a mio padre, a seconda di dove sono. Questa relazionalità nasce anche dal fatto che nessuno di noi può fare tutto. Noi siamo strutturalmente destinati a una reciprocità, ma anche a una reciprocità con il nostro creatore o salvatore. E questa idea del limite è stata decisiva, perché se noi sentiamo i grandi guru della Silicon Valley, per non fare nomi, hanno l'idea di creare dei sistemi che ci portano a una vita perfetta. Ed è paradossalmente il pensiero più distruttivo immaginabile, perché sostituisce l'uomo. Per quello che custodire l'umano vuol dire anche prendere coscienza del nostro limite come un'apertura verso l'infinito e non come un verdetto sulla nostra esistenza. Di questo parleremo, tra l'altro i nostri giovani, se non diventano coscienti di questo, entrano un'idea di performance complessiva che li lacera, perché pensano di dover fare nella loro vita un capolavoro e invece di riconoscere che la loro vita è un capolavoro che viene fatto da qualcun altro. E queste sono cose che portano a questa idolatria della tecnologia a un punto, e per questo che sono da un certo punto di vista fiducioso, che ci porterà a riconoscere che siamo arrivati a un punto dove possiamo riconoscere di nuovo la grandezza della persona che viene prima di tutto questo. A tavola ci dicevi che sulla Magnifica Humanitas tu avrai occasione anche di parlare prossimamente in più di un contesto, se ci vuoi anticipare anche qualcosa di quello che ha suscitato in te questo documento. Non credo sia il momento di fare commenti alla Magnifica Humanitas, questo testo sulla custodia dell'umano. Però prima, se mi permette, riprendo questa evocazione del tema del limite, perché immagino che anche più di qualcuno abbia partecipato agli incontri, ai dialoghi, alle iniziative del Festival Biblico qui a Conegliano lo scorso maggio, proprio dedicate alla figura del limite, il limite soglia, limite che è barriera ma che è confine, e sono temi che oggi sono presenti ed è significativo che ci sia questo rimando, questa quasi eco che dà una sensibilità all'altra, vede questa figura come capace di dire qualcosa oggi a quell'umano che appunto l'enciclica di Papa Leone XIV si preoccupa di custodire. È una enciclica sulla custodia dell'umano. Al tempo dell'intelligenza artificiale, ma il punto è la custodia dell'umano, e allora ecco l'attenzione che vorrei attirare attorno a questa enciclica ruota attorno alla domanda chi è l'umano da custodire, chi sono l'umano da custodire, chi siamo l'umano da custodire, perché custodiamo un umano che va riconosciuto in se stessi, negli altri. Allora chi è l'umano, chi siamo l'umano da custodire, e riconoscendo a questa enciclica una qualità fortemente profetica, nel senso proprio biblico del termine, dove la profezia è capacità di leggere il presente e di mettere in moto il reale, cioè di provocare scelte, pensieri che siano conformi a quella esigenza che l'enciclica manifesta di custodire l'umano. Quindi leggere profeticamente questa enciclica di fronte a profezie postumane, di fronte a queste profezie che a volte assumono il tono dell'Apocalisse nel senso più corrente del termine, o di un affidamento alla tecnica da una parte, a un destino pensato come ormai diverso o indipendente da quella dimensione di libertà che è propria
nostro rapporto con il reale, e ecco, pensare a una profezia che è capace di mettere in moto la nostra custodia dell'umano che siamo, dell'umano che ci riconosciamo, che riconosciamo negli altri, e che ci permette di entrare in relazione con le stelle e con il sole, cioè con un ambiente, un mondo di cui siamo parte. E qui recuperiamo un'altra istanza francescana, nel senso di Papa Francesco, ma anche di Francesco d'Assisi, questa unità cosmica dove tutto si tiene, siamo in relazione non solo tra di noi umani, siamo in relazione con gli umani che vivono in questo tempo, ma anche con gli umani che sono vissuti prima, quelli che vivranno dopo, quindi la responsabilità nel confronto del futuro, nella comunione dei santi, per utilizzare una categoria più teologica, e quindi una relazione anche con quelle che chiamiamo le creature, con l'ambiente. In questa prospettiva, appunto, la profezia di Magnificat Humanitas può aiutarci non solo a sopravvivere, ma a vivere e a dare vita a questo mondo. Grazie. Noi abbiamo presentato il meeting qualche giorno fa a Roma, e penso si possa dire tranquillamente che il nostro principale ospite era il padre Francesco Jelpo, che è custode di Terra Santa, che ha detto poche parole ma direi molto, molto significative, molto importanti, e al meeting avremo anche il patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, che non è la prima volta che viene al meeting, e che ci parlerà, ci porterà la sua testimonianza in questo momento di conflittualità estrema, insomma. Questo è un esempio, secondo me, abbastanza clamoroso di cosa significhi, come nei termini in cui lo accennavi tu prima, che l'amor che muove le altre stelle in una situazione in cui solo dire questa frase sembrerebbe un'eresia, no? Che valore hanno queste testimonianze e qual è l'attenzione che il meeting ha soprattutto per quest'area del mondo? Allora, la testimonianza di padre Jelpo è stato molto intenso, perché lui ci ha detto che noi viviamo il rischio di avere un'idea di speranza che consiste nel fatto che le cose vadano bene. Sperare non vuol dire che le cose vadano bene. Sperare vuol dire che la persona può essere salvata anche in circostanze che sono completamente avverse. E io penso che lui stesso, poi il padre Romanelli di Gaza, ma anche i cristiani che non vanno via da Gaza, i cristiani che rimangono sono la testimonianza più decisiva. Adesso abbiamo avuto, perché lui ha usato la parola rimanere. Lui ha detto che rimanere è la documentazione della speranza. Non è speranza, ma tu rimani se hai speranza. Lui ha detto di persone che rimangono lì perché i francescani rimangono lì, non ti ricordi, no? Io vi ricordo che l'anno scorso abbiamo avuto la mostra sui martiri di Tiberine. Loro potevano andare via, non sono andati via, perché per loro rimanere lì era una vocazione rispetto al popolo dei musulmani che hanno chiesto di rimanere. Loro avevano tutte le facoltà di prendere l'aereo e tornare in Francia. E questo rimanere dentro una situazione e documentando così una speranza che è più forte della situazione, io penso che questo lo vediamo in queste testimonianze, diciamo, straordinarie. Io spero di non essere eretico se dico che questo può essere però un messaggio anche per ognuno di noi. Dov'è? Tu hai una difficoltà nel lavoro, hai una difficoltà in famiglia, hai un conflitto con un amico. Queste sono situazioni dove potremmo anche scappare, di fatto o virtualmente, estraniarci, uscire, fare altro. Questo rimanere
è una delle cose più, come dire, più difficili, ma al contempo anche più affascinanti, perché ti chiede un affidamento, tu devi affidare la tua situazione a qualcuno che ti permette poi di rimanere, perché tu rimani per il proprio sforzo che fai. E in questo senso io sono sempre molto, io faccio anche, ogni tanto faccio fatica a moderare questi incontri perché poi mi commuovo, perché l'anno scorso c'era il vescovo di Kharkiv, lui è una diocesi proprio diviso dal fronte. Se noi sentiamo queste persone cosa vivono, o cristiani africani, tu ti chiedi, ma la prima spinta che ti viene, ma vieni a casa mia, stai da me, sei al sicuro, ma chi te lo fa fare? Salgame il soldato Ryan, cioè invece loro hanno la vocazione profonda di rimanere. E loro non è che non abbiano paura, hanno una paura impressionante, hanno paura, ma c'è qualcosa più forte di questa paura, è questo che impressiona, perché non ti dicono che la prendono alla leggera, non è vero, la vivono in tutta la drammaticità, con tutte le paure che questo comporta, perché non sanno mai se si svegliano ancora il giorno dopo. Nessuno di loro quando ha letto sa che si sveglia tutto il giorno. Gli africani perché entrano nelle milizie e li portano via, in Ucraina perché arrivano i droni, in Gaza perché arrivano i missili. Sono tante persone al mondo che letto, parliamo di letto, poi non sono sempre letti, dormono anche sulla terra, ma non sanno se il giorno dopo si alzano. Però non vanno via. E dico che questa è una cosa, è l'altro mondo in questo mondo, che non sono eroi come noi ce li immaginiamo, che con la forza della propria persistenza, per una autoaffermazione riescono ad affrontare queste cose. Però non racconto questo adesso perché se venite al meeting lo potete ascoltare. Anche le due, la sorella del prete e la madre dell'attentatore non sono diventate amiche per una forza che hanno fatto loro. Ma io racconto, io non vorrei che la gente venisse al meeting e dice ah che belle, che brave, e poi torna a casa. Dove capire che queste sono delle cose che possono accadere anche nella nostra vita. E quindi il meeting, tutti gli incontri, ma anche le testimonianze nelle settimane bibliche, non voglio parlare solo del meeting, sono tanti luoghi nel mondo dove questo accade, però io parlo del meeting perché lo conosco. Però quando noi incontriamo testimoni, non è che dobbiamo diventare, possiamo ammirarli per amor di Dio, ma dobbiamo anche capire che quello che è possibile per loro è possibile anche per noi. Perché se no viviamo, come dire, un'ultima distanza, invece che questi diventano amici e amiche che entrano anche nella nostra vita. Perché, Lorenzo ha detto prima, l'amore ci supera, ma ci è molto vicino. E quindi questa vicinanza è importante coglierla, perché questo rimanere, per tornare a questo, è una cosa che riguarda a un certo punto tutti. Anche se posso dirlo, rimanere fra sé e sé. Non è così banale. Rimanere fra sé e sé. Perché chi ha un minimo di sensibilità riconosce anche i propri limiti e non è che sia sempre facile vivere in pace con se stesso. E quindi tutto questo al meeting, nelle settimane bibliche, nei festival, cioè qualunque sia il luogo, in un semplice incontro parrocchiale, però bisogna cogliere questa cosa. Bisogna arrivare a dire che questo può rinascere anche in me. Questa è una fiducia, una disponibilità che può cambiare la vita e allora questi luoghi diventano fecondi, una parrocchia, un movimento ecclesiale, un meeting, una qualsiasi cosa, se arrivo con questa disponibilità. E a te questo aspetto di rimanere, questo aspetto di testimonianza così particolare che ci danno questi fratelli di questi paesi, cosa suscita? Intanto suscita non l'ammirazione di chi si sente esterno, ma una provocazione a quel rimanere che ci vede tutti coinvolti e che chiaramente evoca quel rimanere di cui
parla spesso Gesù nel quarto Vangelo, rimanere in Lui, rimanere nel Padre, è quel rimanere che interpreta proprio anche la scelta dei francescani di Gaza, dei cristiani di Gaza, di tanti che rimangono perché sanno vedere al di là di se stessi, e questo è il punto. E poi evoca anche il fatto che questa nostra diocesi ha un legame storico bello con la Terra Santa. Ci sono due vescovi emeriti che fanno parte del Patriarcato Latino di Gerusalemme che hanno le loro radici in questa terra. C'è stato, soprattutto nella zona di Oderzo, un impegno negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale a formare preti per il Patriarcato Latino di Gerusalemme. Allora c'è questo nesso per cui ci sentiamo anche un po' coinvolti nel sostegno a quel rimanere nella Terra Santa. Ed è chiaro, questo tema rinvia anche a tutta una questione molto legata al nostro territorio della permanenza dei giovani, giovani che possano rimanere o tornare in questo territorio, ma conosciamo anche le problematiche sociali legate al mondo del lavoro, legate alla possibilità di avere qui, nel contesto italiano, nel nord, nel Veneto, la possibilità di mettere a frutto talenti magari acquisiti attraverso percorsi di studio importanti anche. Quindi è un impegno anche politico, sociale, fa sì che ci siano le condizioni perché le persone possano rimanere, perché coloro che arrivano in questo territorio possano rimanere in percorsi di integrazione, accoglienza, aiuto. Cioè, è una questione piuttosto ampia e anche che chiede di fare alcune scelte, non sempre scelte che trovano grande consenso, ma che sono quelle che guardano a un futuro possibile, sperabile per il nostro contesto, per il nostro territorio. Se non ci prendiamo cura anche delle condizioni per cui sia possibile rimanere in questo territorio, potremmo incorrere un invecchiamento che non è solo demografico, ma è anche proprio di sensibilità, di cultura. È un'oretta che stiamo dialogando tra di noi, io proseguirei ancora molto a lungo, perché sono molto anche affascinato da questo dialogo così convergente, con voci diverse ma convergenti in qualche modo. Però un'altra domanda forse ci sta, e io volevo fare anche una domanda un po' più personale forse. Voi siete due persone che vi siete trovate a fare delle cose, ad assumere delle responsabilità che forse in qualche modo non prevedevate, sicuramente non erano un vostro obiettivo insomma nella vita, anche per esempio penso che tu avresti curato di più all'aspetto della ricerca, eccetera. E anche per Bernard, questo lo posso affermare con molta tranquillità conoscendolo bene. Cosa significate per voi trovarvi questa responsabilità non prevista, non pensata? Cosa ha cambiato in voi, Bernard, prendere le redini di questa macchina, anche impressionante dal punto di vista insomma, quantitativo che è il meeting, oppure prendere la responsabilità che è tutt'altro che leggera insomma, della vita ecclesiale di una diocesi? Cosa ha cambiato in voi, cosa ha determinato in questo periodo che avete svolto questa mansione o missione? Prima lui. Va bene, io devo dire che sono ancora nella fase della luna di miele, quindi vedo più le cose belle di un'esperienza di passaggio da una vita legata appunto alla ricerca, allo studio, al mondo della cultura in senso ampio, alla teologia, però ho cercato sempre di farlo in una prospettiva ecclesiale, dico, all'interno appunto di una rete di relazioni che è cambiata arrivando qui, ma che ha la stessa prospettiva, quella di dare il mio piccolo contributo alla missione della Chiesa, non è la mia missione, è la missione. Quindi mi trovo, e poi devo dire che in questo contesto molto accolto, mi sento parte di una Chiesa, quindi vivo questa esperienza
sapendo di dare il mio contributo a una Chiesa che ha camminato nel corso dei secoli, nel corso anche degli ultimi anni, con una bella vivacità, che continua in questo, e non è stato spiazzante più di tanto, nel senso che ormai ho sempre fatto quello che mi è stato chiesto, ho cercato di farlo volentieri. Devo dire che mi hanno chiesto cose anche che tutto sommato non mi sono dispiaciute più di tanto finora, e certo la responsabilità è diversa, c'è un sentimento di paternità diverso da quello che potevo avere prima, c'è anche però insieme la consapevolezza di essere molto accompagnato da preghiera, aiuto, a volte la simpatia di tanti, e questo permette di affrontare anche le sfide più o meno grandi di una Chiesa che sta appunto camminando con decisione sulla strada indicata dal Signore, la strada del Concilio, la strada che ci indicano i Papi. Ecco poi la bellezza di poter contribuire a far sì che questa Chiesa locale si senta realmente in comunione con le altre Chiese della regione ecclesiastica, il Triveneto, con le Chiese italiane, con la Chiesa che è più grande, anche questo dà speranza, anche sapere che come Chiesa non possiamo guardare solo a ciò che non va o a ciò che va nel nostro territorio pur bello, pur ricco, ma dobbiamo proprio vivere di uno scambio di doni con altre Chiese, con le sofferenze di altre comunità e con le gioie di queste comunità. Quindi non è stato così difficile per ora. Allora, io nelle mie scelte, quando ero giovane, avevo previsto tutto tranne una vita pubblica. Io prima di tutto ho fatto il giornalista proprio per osservare, descrivere, ma non per... già la nomina come presidente della Compagnia delle Opere l'ho accettata perché ho verificato se veramente era mi fu chiesto, diciamolo così. È la stessa cosa per il meeting, cioè quando ho capito che mi è stato chiesto, l'ho accettato. Però ci sono due cose che vanno un po' in direzione di quello che ha detto Sua Eccellenza. La prima è che la prima responsabilità che sento è quello di poter, attraverso la funzione che ho, valorizzare tutto il bene che c'è, perché il meeting è un'opera corale, le iniziative vengono da tutte le parti del mondo e quindi il primo compito è quello di valorizzare, poi bisogna anche decidere, e penso che lo faccio, perché fa parte, una volta che uno dice sì, una funzione vede fino in fondo, non può fare a metà. E la seconda è la responsabilità, ha bisogno di collaboratori che ti aiutano, che ti dicono però anche dove le cose non vanno. Allora, Eugenio è testimone perché ogni tanto dico non è possibile che non mi dite mai niente, perché sì, poi io non faccio le cose come si deve o cosa, e anche siete corresponsabili, perché non è che io sono un tutologo, faccio tutto e non me dovete dire lì, attenzione, questo, poi alla fine devo decidere sempre io, però ho bisogno anche di questa sincerità della gente che lavora con me, perché altrimenti alla fine non se la canta, se la suona, e poi il rastonato di mio, figuriamoci. Quindi il problema di una responsabilità è che bisogna andare fino in fondo e non bisogna scaricare responsabilità su nessuno, perché questa è una cosa che anche tu lo sai, questa è una cosa che penso che sia un grande male, la responsabilità che ti è data, appunto, se l'accetti la devi accettare fino in fondo. Però ti devi lasciare aiutare proprio anche nella correzione di delle cose. Però per quanto riguarda adesso il meeting, la prima responsabilità che sento è quella nel termine di valorizzazione, di creare relazioni, di favorire, di enfatizzare, di dire anche qualche no. Questa è la mia sofferenza più grande, perché evidentemente in meeting a 500 relatori non possiamo metterci 800, e quindi qualche no lo devo dire,
Però ho imparato una cosa, che all'inizio facevo una fatica immane a dire questi no, e le devi dire. Dopo ho capito che un no, se è detto per un bene più grande, riesci a dirlo, perché tu non puoi mettere a repentaglio un'organizzazione dicendo sì a tutti, tutto va bene, tutto a posto. No, alcune cose vanno ridimensionate, alcune vanno enfatizzate, bisogna anche saper decidere, e questo poi l'ho imparato, e questo è stato all'inizio un grande peso, adesso lo vivo un po' meno come pressione. Però devo anche dire che la possibilità, faccio anche un esempio, questa sera per esempio, no? Voi mi fate domande, vi vedo per la prima volta, così, però sono anche momenti in cui io, quando devo rispondere a domande, io divento anche più cosciente di cose di prima. Per esempio stasera alcune domande mi hanno, non è che ero proprio tabula rasa, però mentre tu rispondi e mentre sei interrogato diventi più cosciente di alcune questioni. Per esempio stasera, anche grazie al dialogo con Sua Eccellenza, la questione delle relazioni mi si è chiarita ancora un po' di più, e così man mano uno anche nel dialogo cresce, si arricchisce e cerca di riversare questo poi nell'ambito dove lui è responsabile. Grazie, io sono molto felice di avere due amici così. Quindi ci abbiamo la conclusione. Allora, la serata di questa sera è una puntata, diciamo, di Meet the Meeting, che è questa, diciamo così, serie di avvenimenti molto diversi tra di loro, eventi molto diversi tra di loro, sparsi per la penisola. Io la settimana scorsa ne ho fatti un paio in Irpinia, molto interessanti tutti e due, molto diversi tra di loro, di anticipazione dei temi del meeting e di sostegno al meeting. In questo senso voi all'uscita avete la possibilità di donare per qualcosa, per sostenere l'edizione del meeting di quest'anno, particolarmente oneroso, anche perché la visita stessa del Papa è una grande gioia, ma è anche un impegno non indifferente, e ricevere in cambio una bottiglia di vino locale ottimo, selezionata dai nostri amici Andrea e Tony. E inoltre, Andrea, mi pareva che ci fosse un piccolo fuori programma, o ricordo male? Giusto? Chi deve fare cosa in questo momento? Io? Cioè? Ringraziamo Angela. Esattamente, sì, perché volevamo ringraziare la nostra amica Angela, che è andata di recente in pensione, di tutto il supporto e di tutto il sostegno, la simpatia e l'amicizia che ci ha dato. E vediamo. Grazie. È previsto, se non sbaglio. Grazie di tutto, Angela, è benissimo. Grazie. Benissimo. Ho previsto, scusa, c'è un piccolo omaggio da parte del Mi avete sorpreso, grazie di tutto. Io le cose le faccio sempre con passione e piacere, perché pure i fiori mi commuovete. Grazie infinite, grazie. Quindi grazie a tutti, buonasera e alla prossima, e ci vediamo al meeting per chi vorrà esserci. Grazie.